Una cosa chiara, che quello che dicono, se è contro gli inceneritori diventi scritta, legge scritta, non semplice mozione o risoluzione che hanno un valore meramente politico e non giuridico. Sapete benissimo che siamo in un'area dove siamo a livello di eccellenza per quello che è la differenziata nostra e non vorremmo seguire tra l'altro una beffa che ci farebbe pagare in termini di questo spregio di un inceneritore di rifiuti speciali per i quali noi non abbiamo nessuna responsabilità diretta calato nel nostro territorio, nella nostra cittadina. Il problema è che le eliminazioni non filtrate, cioè nanoparticelle, di emissioni addirittura neanche previste ancora dalla legge italiana, quindi non dosabili, ma si sa però che sarebbero tali da poter portare con sé delle sostanze tipo diossina e dei metalli pesanti che sono tanto bioaccumulabili, cioè che si accumulano e nel terreno e nel tessuto animale e negli alimenti, e quindi attraverso la catena alimentare oppure attraverso la stessa aria che respiriamo raggiungerebbero la circolazione, le cellule, e addirittura sono talmente piccole che possono entrare dentro la cellula e quindi andare a comunicare con il nucleo con un'azione di disturbo di tipo prima infiammatorio, poi allergico e poi anche di tipo tumorale. In effetti gli studi che sono già a disposizione oggigiorno dicono che nelle aree circostanti gli inceneritori tutte le categorie di tumori hanno un incremento. Questo tra l'altro arriva su un territorio che già di per sé ha dovuto subire molto in termini di inquinamento. Sì, in effetti sia dal punto di vista del traffico, sia dal punto di vista degli stessi fitofarmaci dell'agricoltura siamo già a livelli di oltre il limite della sopportabilità dal punto di vista dell'impatto con l'organismo umano e soprattutto con l'organismo infantile. In effetti tutte queste conseguenze hanno maggiori rischi per la popolazione di età più basse, dove già oggi vediamo che l'incremento di tumori è maggiore rispetto all'età più adulta. Molto chiaro. Ecco, io sono Gianluigi Salvador, sono referente regionale del WWF Veneto per l'energia e i rifiuti e sono qui oggi in manifestazione perché vogliamo portare soprattutto delle alternative all'inceneritore che vogliono fare gli industriali, due inceneritori assolutamente sproporzionati e inutili rispetto alle esigenze del territorio. Ecco, le nostre proposte alternative sono per il riciclo totale e le abbiamo già e vorremmo portarle avanti in alternativa a queste proposte. Quindi vogliamo stimolare soprattutto i consigli regionali perché oggi approvino un documento che blocca la costruzione di questi inceneritori perché sono delle opere praticamente irreversibili che devasterebbero il territorio e gli stili di vita per i prossimi 30 anni. Quindi speriamo che il Consiglio regionale accolga le nostre istanze e possiamo finalmente parlare di opzione zero, cioè di un'opzione alternativa all'incenerimento. Industriali, andategli a fare l'inceneritore sulla Luna!